un fetente, un uomo, una persona moralmente sporca, come devo dire, lercia, immonda, una persona ripugnante, viene appellato con Tusinu Cantor, o in particolare anche Tusinu Piezzi Cantor. Cos'era il cantaro? Quindi era il vaso di terracotta, quello che si usava per le necessità corporali. Io ne ho uno in metallo dalla mia collezione personale, perché poi colleziono cose strane. La parola cantaro è dal greco kantaros, che significava nell'antica Grecia coppa, vaso di terracotta, quindi noi parliamo come sempre greco. In italiano viene tradotto in pitale, anche se la traduzione non è esattamente corretta, perché il pitale più che altro è quello che si usava per gli esiti, diciamo, di natura liquida. Però oggi parleremo di cantaro, di pitale in lingua napoletana. O canter, il pitale, in lingua napoletana c'ha anche altri nomi veramente molto coloriti. In primis pisciatur, naturalmente, questa è la connessione semantica immediata, oppure rinale, da orinale, oppure oruvagna. Oruvagna era un modo antico, che era il piccolo vaso da notte, e si usava ancora riferirsi alle persone luride e schifose dicendo chi le nupiezzi ruvagna. Uno dei più simpatici termini per definire il cantaro a Napoli è ozipep. Avete mai sentito? Ozipep. Beh, in realtà qui la connessione storica è fantastica, perché uno dei testimonial del cantaro napoletano era il re Ferdinando I Borbone, il re Nasone, il re Lazzarone, Ferdinando Borbone, insomma. E cosa accadeva? Il nostro Ferdinando, si racconta, era solito ricevere gli ospiti, ma anche gli amici, anche i cortigiani, seduto sul suo cantaro, nella sua camera da letto. Si racconta che Ferdinando aveva conservato questa abitudine al punto che il suo cognato, che era Giuseppe d'Asburgo, quello che poi diventerà imperatore d'Austria, perché era frate Maria Carolina d'Austria, la moglie di Ferdinando Borbone, gli fece dono di un cantaro meraviglioso, un cantaro in terracotta tutto decorato, che lui affettuosamente con i figli chiamava Achilleo Cantaro Rozipep, o Zipep, Giuseppe d'Asburgo, pensate un po'. Nel linguaggio comune si usa dire per le persone proprio quelle più ripugnanti, chi le nupiezze cantare scardate, quindi non è manco un cantaro intero, è addirittura difettoso. Al femminile diventa che le napezze cantare, in questo caso si fa riferimento allo straccio che si usava per coprire, dopo l'uso, il cantaro di terracotta. Le persone perseguitate dalla mala sorte, si usa dire si mi mettesse a fa cantare, nascessero creature senza culo. Eh sì, questo è molto divertente e somiglia un po' all'altro detto che dice si mi mettesse a fa coppola, nascessero le creature senza capo. A Sumun, dicevano gli antichi, solo cantare è necessario, guardate, solo cantare è necessario. Le persone che sono al posto sbagliato, al momento sbagliato, ma pare cantare mi sa a chiesa chi, lui. Ecco, cioè, non sei al posto completamente sbagliato, come un cantaro in mezzo a una cattedrale, come se io per esempio stessi su un campo di pallone, somiglierei a un cantaro in mezzo a chiesa. E infine il cantaro, in lingua napoletana era anche un'unità di misura, era il cantaio, era un'unità di misura che più o meno, ecco, era apprezzabile intorno ai 100 kg. E c'è un detto napoletano che fa riferimento al cantaro inteso come unità di misura. Meglio un cantaro in capo che non zangula. Beh sì, mi è capitato di avere un'impellente necessità, tu sei in strada di defecare, insomma, veramente non ce la fai più, stai malissimo, sapete bene come si può stare male. Allora il detto fa riferimento al fatto che quest'oncia in culo, l'oncia era un'altra unità di misura che era di circa 30 grammi. Ebbene, in quel momento preferiresti trasportare un quintale sulla testa piuttosto che quell'oncia del sedere. Meglio un cantaro in capo che non zangula.